Mi dite nome e cognome intanto e che classe fate? Ok, Borretta Carlo, quinta classico. Piovesan Nicolò, quinta liceo scientifico, scienze applicate. Com'è andata e che traccia avete scelto? Bene, io ho scelto la traccia C1, Cioè? che era il testo espositivo argomentativo e riprendeva un articolo di un'autrice tedesca, se non sbaglio, dove chiedeva appunto se le persone nell'età adulta possono ancora meravigliarsi e se c'è appunto per gli adulti ancora un motivo per incantarsi o per provare appunto sensazioni di meraviglia o di incanto. Tu invece? Io ho fatto la traccia A2 che riguardava un estratto di Bracati che diciamo parlava del pensiero e di tutte queste cose qua, che dopo da lì lo sono andato ad collegare diciamo con Leopardi, anche Montale e anche Italo Svevo e tutto sommato discretamente dai. Ascoltate, l'intelligenza artificiale è un aiuto, un supporto? In che percentuale la utilizzate per questo esame e in generale per lo studio? Per fare eventuali schemi o per riassumere appunto appunti presi in classe. Ok, quindi un supporto, Sì, insomma. supporto. Sì, oppure come il metodo che mi possa interrogare per esempio. Ah, ok. Sì, sì, Bene, grazie. di nulla.